Ben ritrovati al nostro consueto spazio dedicato ai temi della salute. In particolare quest'oggi riflettiamo sullo stato di salute degli adolescenti, giovani di Marca. Parliamo in particolare insieme agli specialisti dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, ma come detto riflettiamo un po' sui giovani e sulla nostra società. Vi presento il mio ospite, con me c'è il dottor Nicola Micheletto, direttore e coordinatore Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori, ULSS 2 Marca Trevigiana. Buongiorno e ben trovato dottore. Allora, iniziamo raccontando come è articolato questo servizio nell'ULSS 2 e di che cosa si occupa, perché le tematiche sono anche molto ampie e varie. Sì, allora il servizio è un'unità complessa, si chiama Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori e vede al suo interno 3 servizi: il servizio per l'età evolutiva, il servizio della neuropsichiatria infantile e il servizio del consultorio familiare. Ognuno di questi 3 servizi è disponibile praticamente nei 3 distretti della Marca, cioè Pieve di Soligo, qui comprende Conegliano, Vittorio Veneto e i comuni limitrofi, Treviso, nord e sud, e Asolo, Castelfranco, Montebelluna. Quindi molto capillare nel territorio. Sì, è molto capillare con varie sedi, ovviamente distribuite anche nei comuni più piccoli. Il servizio per l'età evolutiva si occupa di problematiche del bambino, preadolescente e adolescente dai 0 ai 18 anni, problematiche dello sviluppo a 360 gradi che possono andare dalla scuola, alle problematiche a scuola, alle certificazioni scolastiche, alla disabilità e a tutto ciò che in un qualche modo caratterizza lo sviluppo dell'infante. La neuropsichiatria infantile si occupa degli aspetti del neurosviluppo con una lettura diciamo più legata all'aspetto organico, all'aspetto medico, e per la parte adolescenziale rispetto alla psicopatologia, quindi anche laddove c'è bisogno diciamo di interventi medici. Il consultorio familiare è il servizio per la coppia, per le famiglie, anche per l'individuo, che segue appunto la donna nella gravidanza, nella post-gravidanza, e ovviamente ha tutta una serie di interventi rispetto al sostegno della genitorialità. Sono dei servizi, se posso dare qualche numero, Prego, insomma, sì, così. facciamo una stima, insomma, Sì. un po' di qualche dato relativo, se non sbaglio, che lei ci ha portato agli accessi che insomma ci sono stati, con anche un rapporto insomma, importante rispetto al pre-pandemia e al periodo, insomma, sappiamo molto complesso che è stato quello del lockdown e della pandemia. Sì. Allora, il tema, diciamo, che affrontiamo un po' oggi, in particolare intercetta i servizi dell'età evolutiva e della neuropsichiatria infantile, del consultorio per la parte diciamo dei familiari. Tanto per dare qualche dato, come ad esempio i numeri sono sempre una roba fredda, perché dietro i numeri ci sono storie, ci sono persone, ci sono sofferenze e ci sono tante, come dire, situazioni che però i numeri sono importanti perché fanno anche la politica sanitaria. Allora, per quel che riguarda l'età evolutiva, per il 2022, i dati 23 saranno pronti a breve, utenti che hanno avuto almeno una prestazione tra i 3 distretti in totale sono stati 8.572, bambini dai 0 ai 18 anni e coppie. Il totale delle prestazioni, che vuol dire che ovviamente non si risolve con un'unica prestazione, l'intercettazione e poi il trattamento, sono stati 88.035 in tutti e 3 i distretti. Da un punto di vista più diagnostico, come si diceva appunto la pandemia, noi abbiamo avuto un aumento dei servizi di circa il 27%. In particolare per quel che riguarda la fascia preadolescenti, quindi dagli 11, 12 fino ai 18 anni, abbiamo avuto un aumento appunto delle fobie, dello stress, l'alterato sviluppo psicologico, sono ben 820 casi nei 3 distretti, i disturbi dell'attenzione, i disturbi appunto legati in qualche modo al comportamento. Di tutto questo sono state fatte 8.495 visite, quindi incontri, colloqui preliminari, per un totale, dicevo, di 88.000 prestazioni. Da questo punto di vista diciamo che la pandemia ha scoperchiato un vaso di Pandora, nel senso che sapevamo che il disagio era lì latente, la pandemia ha fatto da volano. Mi piace sottolineare che quando parliamo di pandemia, in che cosa riteniamo che la pandemia abbia in qualche modo inciso?
in quella che è, dal nostro punto di vista, la parte, come dire, sostanziale, è la linfa per lo sviluppo di un ragazzo, di un bambino e di un ragazzo, e cioè che sono le relazioni affettive, le relazioni sociali, i rapporti appunto di amicizia, gli incontri, l'affettività. Tutto questo durante la fase pandemica è stato in qualche modo interrotto. È stato vicariato tentato di sostituire da didattica a distanza, da incontri online, eccetera, ma tutto ciò in qualche modo non è stato ovviamente sufficiente per frenare invece quello che in qualche modo si ritiene essere l'elemento proprio centrale della crescita di una persona. E questo ha determinato un aumento dei ritiri sociali, quindi ragazzini nella cameretta, quelli che in Giappone vengono chiamati hikikomori, che qui insomma corrisponde invece al nostro ritiro sociale, a un aumento dei disturbi del comportamento, dei disturbi dell'attenzione e soprattutto dei disturbi d'ansia e dei disturbi depressivi. Ragazzi che quando riuscivamo a intercettarli in qualche modo dicevano: io non mi ricordo più come si fa a stare insieme. Quella che poteva sembrare un'abilità, come dire, conseguita e in qualche modo strutturata, in realtà è diventata, diciamo, un elemento quasi da riabilitare, no? Tenendo presente che abbiamo avuto anche un aumento dei divorzi e delle separazioni, perché ovviamente la fase pandemica, con la restrizione, gli spazi ristretti in casa, la conflittualità familiare anche lieve, siamo tramutati in alta conflittualità. I ragazzi hanno assistito anche a situazioni che magari, come dire, prima potevano avere delle camere di compensazione diversa, quindi un aumento degli aspetti di aggressività, a volte anche di violenza importante, che non hanno in un qualche modo ben inciso nel dare una rappresentazione anche del rapporto affettivo, no, in questi Perché ragazzi. queste situazioni in casa in qualche modo sono andate a riflettersi in quella che sono i comportamenti dei ragazzi e anche il modo in cui probabilmente idealizzano un rapporto e una relazione con l'altra persona. Assolutamente sì. Le preoccupazioni economiche dei genitori, le preoccupazioni in qualche modo lavorative, gli spazi ristretti, l'impossibilità a loro volta di nutrirsi anche di relazioni esterne a quelle della coppia, che è un elemento altrettanto vitale, hanno in qualche modo prodotto questo mix esplosivo che è detonato appunto in tutte quelle situazioni che abbiamo in qualche modo descritto poc'anzi. Io credo che il vertice di osservazione è un vertice, come dire, noi adesso qui stiamo parlando di una fetta di ragazzi, questo è, come dire, un osservatorio di un certo tipo. Abbiamo detto lo stato di salute dei ragazzi, questi non sono i ragazzi della Marca Trevigiana, ma sono una parte importante della nostra comunità, anche dei nostri ragazzi appunto, che hanno dei gradi di sofferenza diversi e che ovviamente dobbiamo prendere in considerazione. Questo per dare anche un messaggio, come dire, non negativo, certo, ecco, ai certamente questo è telespettatori. importante. I dati che lei ci ha letto comunque evidenziano tante fragilità, no? Sì. Che vengono prese in carico, che fortunatamente emergono, no? Sì. E possono essere portate poi ad un aiuto. Sì, guardi, io credo che appunto i vertici di osservazione e di analisi sono tanti. Da un punto di vista, come dire, più psicosociologico, concordo con molti autori che dicono che questa è una generazione di scontenti, non solo i ragazzi, anche i genitori. Siamo scontenti di noi, scontenti della nostra vita, scontenti di ciò che abbiamo, scontenti del lavoro, scontenti in un qualche modo di ciò che rappresentiamo per gli altri, di come veniamo trattati, di quello che abbiamo, di quello che non abbiamo. E quindi da questo punto di vista questo stato mentale, psicologico di scontentezza può trasformarsi in violenza, rabbia, odio, aggressività quando tracima, e dall'altro lato invece in depressione, in abbattimento quando assume l'altra china. Ecco, credo che da questo punto di vista sia importante interrogarsi anche su quelli che sono stati i fattori che hanno portato, diciamo, a questo tipo di status. Noi abbiamo pompato a 1000 sull'aspetto della prestazione, sull'aspetto del raggiungimento dei risultati, sul superamento dei limiti. Quanti sono, diciamo, i messaggi affronta i tuoi limiti, vai oltre i tuoi limiti, no limits, no. E che cosa succede quando invece dai limiti si arriva alla realtà?
chi neanche è arrivato ad assaporare il limite, la caduta è vertiginosa. Cioè questi ragazzi, ma anche non solo, anche i giovani adulti, che vedono in qualche modo non raggiungibile quello che era un prototipo, un elemento, come dire, mitico, no? Messo lì, hanno una caduta vertiginosa. Quella ecco, che si chiamiamo... parla molto, mi scusi se la interrompo, anche del fallimento, no? Che ha sicuramente un ruolo educativo importante nei confronti dei giovani, ma che spesso viene vissuto in maniera veramente, insomma, drammatica, ecco, Sì, come sì. davvero qualcosa di catastrofico, e si fa fatica ad accettarlo in alcuni casi. Sì, questa che noi chiamiamo ferita narcisistica, no? In cui questo dislivello che c'è tra l'ideale e ciò che io posso in qualche modo ambire e tentare di raggiungere diventa così vertiginoso, diventa così, la forbice si allarga così tanto che in un qualche modo non ci hanno dall'altro lato insegnato ad accettare le frustrazioni, ad accettare i no, ad accettare i fallimenti, a cadere e poi a rialzarsi, perché quello è in un qualche modo l'elemento che potrebbe indurre anche a tentare di raggiungere i risultati, come dire, migliori. Credo che da questo punto di vista sia importante anche riflettere su un elemento, secondo me, importante che la pandemia, tra le altre cose, ci ha portato, e cioè che questa cosa qui ha fatto vedere anche che tipo di vita è che vogliamo, cioè che cosa in un qualche modo ci aspettiamo come qualità della nostra vita. È veramente che dobbiamo tendere solo a tutta quella roba lì, oppure dobbiamo recuperare anche degli spazi personali, degli spazi, come dire, di autonomia per la nostra creatività, per la nostra soggettività? Adesso è troppo lungo, ma io una riflessione la farei sull'abbandono di certe professioni, sull'abbandono appunto di certi in un qualche modo incarichi che prima erano tanto ambiti. Forse appunto le persone, la spiegazione non è solo economica, mi pagano meglio da un'altra parte, ci sono persone che dicono no, io voglio una qualità della vita diversa. Voglio in qualche modo poter riappropriarmi della famiglia, del rapporto con i miei figli, del rapporto, diciamo, con gli amici, con le mie cose, con la mia creatività. E questo io credo che sia un elemento importante sul quale riflettere, che dovrebbe toccare anche l'aspetto, come dire, delle organizzazioni da un punto di vista lavorativo e anche, diciamo, di quelli che saranno, poi forse ne riusciamo a parlare, interventi che forse sarebbe auspicabile mettere in atto. Certo. Senta, dottor Micheletto, si dice che i giovani di oggi sono troppo liberi, hanno troppe libertà. Sono troppo liberi o lo sono troppo poco? Che chiave di lettura possiamo dare? Guardi, io credo che così come quando un bambino impara a camminare, no? O tu lo puoi tenere sempre per mano e allora, come dire, forse non capisci mai se cammina da solo veramente, oppure puoi tenere quell'atteggiamento di sguardo da distante. Ovviamente non deve essere in procinto di cadere in un burrone, ma l'osservazione un po' da distante, attenta, non invadente, consente anche all'altra persona di sperimentarsi e quindi di cercare di acquisire quelle autonomie e quell'indipendenza che altrimenti, se troppo protetto o dall'altro lato completamente non guardato, è da solo. Allora io credo che ci voglia uno sguardo vigile, attento, morigerato, ma nel contempo anche molto pronto a intervenire laddove invece ci sono fattori di vera pericolosità. Vediamo soprattutto anche, insomma, li raccontiamo anche nei casi di cronaca, esempi estremamente negativi, ma anche esempi estremamente al contrario positivi, no? di questi ragazzi, di questi giovani. Sì, sì. Ci sono proprio, in questo senso credo che sia importante appunto riflettere su quello che si diceva prima. Possiamo lavorare per bilanciare quello che in un qualche modo sono gli aspetti che da un lato abbiamo tanto incentivato, quello della performance, della competizione, dell'arricchimento, eccetera, e di creare invece, come dire, delle modalità di rappresentazione e di raggiungimento ideale che hanno a che fare invece con la mitezza, con la timidezza, con la riservatezza, con la capacità in un qualche modo di stare insieme, recuperando quello che è, dal mio punto di vista,
l'elemento che si è perso di più, cioè la capacità empatica. Molto poco oggi ci si mette nei panni dell'altro con il quale ci stiamo rappresentando. E questo è un aspetto in qualche modo che va recuperato attraverso anche una spinta verso un ideale che deve essere di quella natura lì, non dell'altra natura, o non solo dell'altra natura. Cioè si deve pensare al benessere proprio, giusto, dei propri familiari e anche della comunità. I nuovi giovani eroi dovrebbero essere questi. Abbiamo una telefonata in studio, vediamo se qualcuno da casa ci vuole dare la sua opinione, la sua chiave di lettura. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Luciano da Desenzano del Garda. Buongiorno Luciano, prego, ci dica. Buongiorno signora che la vedo sempre. Buongiorno, prego, prego. Che fa vedere il tempo. Buongiorno, è un dottore il signore? Buongiorno. Buongiorno. Ascolti, io ho 77 anni e purtroppo non è la prima volta che lo dico, ma i giovani di oggi, i miei nipoti tra parentesi, sono troppo liberi. Non dico che non dicono che i genitori dovrebbero fare come i nostri 60 anni fa, che avevamo il terrore dal padre, che non era cattivo, ma se sbagliavamo, tra parentesi, lo sa, io mi sono sposato a 27, io fino a 26 anni con i miei amici non siamo mai andati a casa dopo le 11 di sera, andavamo a giocare a pincanello, a quelle cose lì. Continuano a dire tante cose giuste, ma le discoteche dovrebbero chiuderle prima. Un figlio di un mio amico, compagno di lavoro, non beveva, non fumava, verso i 25 anni, a 20 km dalla discoteca e a 10 km da casa, alle 3 di notte è andato contro la pianta, tutti e due feriti per fortuna. Troppo. Il tema della libertà, Luciano, chiaro, abbiamo capito. Grazie per la sua telefonata, chiaramente. Vi saluto, grazie, buona giornata. Ecco, non demonizziamo nemmeno insomma, i divertimenti dei giovani, le discoteche e quant'altro. Comunque torna il tema appunto della libertà, troppo liberi, poco liberi, li vediamo un po' annoiati, forse un po' spenti. Sì, e anche questo è un tema importante perché la noia, i momenti in un qualche modo di vuoto, non possono essere sempre riempiti da qualunque aspetto. Ecco, abbiamo questa ansia di riempire i momenti, di non dover essere mai annoiati. No? Non si mangia a tavola tranquilli perché ho il cellulare o la televisione, non si riesce a recuperare uno spazio in cui anche la noia può essere un momento in cui uno sta con se stesso, riflette delle cose che prima non aveva pensato. Bisogna sempre riempire, quindi c'è questa spinta al riempimento che poi non fa altro che accelerare il tutto e subito. E ritorniamo al tema dell'incapacità di tollerare le frustrazioni, le persone che agiscono senza pensare, quindi subito di impulso devono fare delle cose, non si soffermano, non riflettono, non prendono in considerazione le conseguenze di quello che in un qualche modo stanno per fare, ed è tutta una spinta all'accelerazione che ci porta a quello che in parte ci porta a quello di cui parlavamo prima. Certo. Allora, noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, se non sbaglio, e torniamo tra pochi minuti per continuare le nostre riflessioni. A tra poco. Rieccoci nuovamente in studio ancora per riflettere sullo stato di salute degli adolescenti insieme al dottor Nicola Micheletto, direttore e coordinatore Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori presso l'ULSS 2 Marca Trevigiana. Allora abbiamo sentito anche dai dati che lei ci ha letto che ci sono delle fragilità di questi giovani che per fortuna emergono. Quali sono allora gli strumenti che sono stati messi in campo per cercare di affrontare questa situazione e di dare a vostra volta degli strumenti a questi giovani? Allora, tutti ovviamente
la pandemia ci è venuta addosso anche a noi e quindi abbiamo dovuto, come dire, riorganizzarci con le poche risorse che abbiamo, fare di necessità virtù, ma soprattutto avevamo sicuramente una barra, come dire, del timone dritta da seguire, e cioè il fatto che dobbiamo coinvolgere le famiglie. Quindi tutte le progettualità che noi abbiamo in un qualche modo cercato di organizzare prevedono e devono prevedere il coinvolgimento delle famiglie, perché come abbiamo visto molte volte dalla clinica, impieghi mesi e mesi a lavorare con un ragazzo, ma se non cambia un poco la condizione familiare, tutto quanto in un qualche modo riprende come prima e anche peggio, perché riprende con una consapevolezza maggiore di che cosa in un qualche modo e di dove uno sta vivendo. Quindi i nostri progetti sono stati tutti tesi a fare in modo che parallelamente ragazzi e genitori venissero coinvolti. Da questo punto di vista abbiamo cercato appunto di ottimizzare le risorse, quindi lavorare in gruppo, perché di fatto, così come dicevamo prima, se l'elemento, come dire, più detonante che ha creato una gran parte di questi disturbi è stata l'interruzione dei rapporti sociali e dei rapporti, come dire, di affettività, dovevamo metterli in gruppo a riprendere questi aspetti, ma non solo da soli, appunto con lo sguardo vigile, ma anche, come dire, la compromissione, mi viene da dire, dei genitori rispetto a questo. Per cui abbiamo creato tutta una serie di progetti che hanno attraversato i comuni, molte volte mettendo anche più comuni insieme per ottimizzare le risorse, che poi se ne abbiamo bisogno, certo, se c'è tempo ne parliamo, e uno di questi mi pare possa essere anche... Lei ci ha portato proprio un video che è stato realizzato dagli studenti, che si intitola Come stai veramente, già il titolo insomma è davvero emblematico, lo vediamo insieme e poi insomma facciamo qualche considerazione insieme anche su questo. Dicono tutti che l'adolescenza sia la fase più bella della nostra vita. Viviamo l'età che dovrebbe essere la più libera, spensierata e divertente. Ma ammettiamolo, non è sempre così. Non si tratta solo di questo. L'adolescenza è anche il periodo più turbolento, disorientante, travolgente e drammatico. E non è tutto così semplice come può sembrare. Cambia tutto. Sia noi che ciò che ci circonda. O forse semplicemente il modo a cui eravamo abituati a vedere certe cose. Si cresce mentalmente, fisicamente, fuori e dentro, andiamo alla costante ricerca di una nostra identità, iniziamo a capire pian piano chi siamo. Un giorno ti senti così euforico, energico, onnipotente, capace di fare qualsiasi cosa tu voglia. E il giorno dopo ti senti sprofondare, affogare, ti senti cadere il mondo addosso, ti manca il respiro, vorresti rimanere lì, nella tua camera, nel tuo posto sicuro e protetto per sempre, finché magari quel viso, quei fianchi, quella pancia non migliorano. Poi arriverà quel dannato giorno in cui ti guarderai dritto allo specchio senza dare più peso a tutte quelle critiche che certamente costruttive non erano. Imparerai finalmente ad apprezzarti e riuscirai a vedere tutta la bellezza che c'è in te. Sì, è così, anche se fingiamo che non sia vero, non riusciamo ad ammetterlo. A volte non ti senti neanche compreso dalle persone più vicine a te, ti senti solo al loro fianco. Basterebbe un semplice "come stai?" ed un po' d'attenzione per fare la differenza. Essi così piccoli e talmente scontati che ormai li abbiamo dimenticati. E poi c'è la scuola, la stanchezza perenne, viviamo la paura e l'ansia costante per una verifica, un'interrogazione, temiamo il giudizio di tutti o altrettanto la delusione. Non ci sentiamo all'altezza. Basiamo tutto su un voto o addirittura finiamo per identificarci in esso. Il nostro talento, le nostre potenzialità e aspirazioni vengono ridotte ad un numero, scritto lì, sul registro, che nel giro di qualche anno finiranno nel dimenticatoio come tutto il resto. A scuola, è vero, nascono le prime amicizie, ma anche le prime rivalità, discussioni, conflitti, che nei casi peggiori sfociano in forme di bullismo, quando una persona si deve affermare, sminuendo chi è attorno. E allora qui si presentano le prime forme di isolamento, di ibernazione dal resto della classe, perché ti senti escluso, ti senti giudicato, attaccato, offeso, senti quella vocina incessante che continua a ripeterti che non sei abbastanza, che non vali niente, ed è proprio il giudizio di quelle persone a causarti quei vuoti infiniti, quegli attacchi di panico, quelle insicurezze che poi ti segnano a vita, sì, quei problemi che sembrano irrisolvibili. Però l'adolescenza è anche quella fase della vita che ti aiuta ad andare avanti anche nei momenti peggiori, quando capisci quali sono le tue priorità, quando capisci di chi ti puoi fidare veramente e a chi ti puoi aggrappare quando senti che va tutto male. L'adolescenza è come una montagna russa, dove a volte ti senti cadere nel vuoto,
e altre dove sei così in alto da poter toccare il cielo. Ecco dottore, questo video è stato pensato e realizzato dagli studenti, tra l'altro sono anche un po' i luoghi dove io ho vissuto la mia adolescenza perché ho studiato al liceo Duca degli Abruzzi di Treviso e questi ragazzi hanno definito l'adolescenza una montagna russa. Sì, proprio per quella vorticosità, no, di sentimenti che attraversano la crescita e che, come si diceva prima, possono in momenti di particolare fragilità, se non hai qualcuno vicino, a volte bisogna avere anche fortuna, io credo, nella vita, no? Perché scivolare verso qualcosa di pericoloso può essere impedito da qualcuno a te vicino o da qualcuno che ti guarda in una maniera, come dire, consolatoria o anche, come dire, stimolante, no? Così come anche qualcuno che ti porta giù nel momento in cui tu pensi che il vivere sia solo quello appunto sopra la montagna russa e quindi con quello stato di eccitazione costante che invece in qualche modo, che è tipico per esempio dei consumatori di droga, no? Che invece diventa poi un'amara realtà nel momento in cui si capisce e si sperimenta la realtà per quella che è. Questo video è particolarmente bello, questo è Alti Video, perché i nostri educatori sono entrati a scuola, hanno parlato con questi ragazzi e sono venute fuori delle cose bellissime da un punto di vista proprio delle emozioni. Ed è stato altrettanto commovente quando è stato presentato ai genitori, che loro stessi hanno avuto una rappresentazione, no, di questi ragazzi, della loro creatività, della loro capacità in qualche modo di interrogarsi, anche della loro gioia, della frivolezza a volte, ma anche della problematica e come si evidenziano in maniera così grande, così importante. E questo ha permesso poi appunto di portare avanti tutta una serie di situazioni che metta insieme, come dicevo prima, appunto adulti e ragazzi a dialogare su aspetti che forse per ragioni diverse insomma, vengono un po' sottovalutati. Ecco. Cosa hanno messo in campo questi ragazzi nel realizzare questo video e quindi nel, diciamo così, stilare un po' un elenco e rappresentarlo con questo video di quelle che possono essere le problematiche, le difficoltà, le fragilità più grandi che si incontrano nel periodo dell'adolescenza? Guardi, la prima cosa che abbiamo pensato anche con i miei collaboratori, ho detto, in fin dei conti non serve a niente leggere il manuale di psicopatologia o di psicologia delle problematiche, perché te lo dicono loro, cioè hanno evidenziato tutto quello che noi in un qualche modo possiamo trovare sui libri, questo adesso fuori di metafora, per dire che hanno avuto questa grande capacità proprio di rappresentare gli stati d'animo, non solo del momento, poteva essere la gioia, quella di costruire assieme questa cosa, ma proprio di riproiettarsi in avanti e indietro per esplorare gli stati d'animo da cui sono passati e che hanno attraversato e che attraversano, anche guardando ovviamente i loro compagni. Ma dicevo prima appunto che abbiamo fatto delle esperienze anche attraverso i comuni, mettendo insieme più comuni, perché l'importanza era arrivare alle famiglie e metterle in rete, perché poi il problema è fare in modo che le famiglie si sentano anche comunità rispetto, diciamo, alle problematiche. È abbastanza miope pensare che se c'è una problematica nel comune X, nei comuni X attorno, come dire, la stessa cosa non possa essere vissuta dagli stessi giovani o dalle stesse famiglie. Allora ottimizziamo le risorse mettendo in rete appunto queste famiglie e questi ragazzi. Abbiamo fatto dei laboratori dove hanno partecipato i ragazzi mettendo in atto appunto aspetti emotivi ma anche costruttivi e anche, come dire, più artistici, e i genitori dall'altra parte hanno contribuito a loro volta a mettere, come dire, la loro parte rispetto a questo e rispetto a ciò che loro stavano vivendo. La nostra sfida è riuscire a fare in modo che rimangano in rete.
E allora abbiamo anche scomodato quello che forse è un aspetto, come dire, molto demonizzato e che a volte va anche, tra virgolette, guardato con diffidenza, che sono i social media. Ma per esempio a Treviso e anche in qualche modo nei comuni limitrofi abbiamo istituito questo gruppo che si chiama, questo intervento che si chiama Ti Ascolto, che sono delle pagine Facebook in cui i genitori entrano, vengono trattate delle problematiche. Ecco, lo stiamo vedendo anche la la locandina proprio che racconta il gruppo. Sono 3.000, a Treviso 3.000 famiglie in rete che possono appunto dialogare su determinate difficoltà, problematiche. Ci sono i nostri educatori, a volte ci sono gli psicologi, si interviene, si cerca di dirottare appunto le persone laddove devono intercettare i servizi dalla porta giusta. E questo gruppo, questo dispositivo lo vorremmo portare in qualche modo anche nelle realtà, diciamo, degli altri distretti, non necessariamente con il brand Ti Ascolto, ma fare in modo che le famiglie restino in rete tra loro, e quindi istituendo degli appuntamenti anche mensili, già per esempio nella parte, come dire, dei comuni del distretto di Pieve abbiamo fatto un progetto dove accanto ai laboratori della scuola sono intervenuti i nostri operatori assieme agli operatori dell'operativa di comunità, che sono, come dire, appalti dati a persone con le quali collaboriamo in maniera molto efficace. E sono stati fatti questi laboratori poi presentati ai genitori, incontri assieme ai genitori mensili, e poi cercare di facilitare che almeno una volta al mese si possano incontrare anche su Meet, su strumenti, in maniera tale da far rete e da fare in modo che nel momento in cui hanno una difficoltà sappiano che c'è una comunità attenta a questi aspetti qua. Questo l'abbiamo fatto anche nel comune della Sinistra Piave, quindi abbiamo cercato, come dire, di lavorare molto con le famiglie e la comunità. Ecco, Ti Ascolto in particolare, che abbiamo visto, è una pagina Facebook, uno spazio aperto dedicato ai giovani ma anche ai genitori e alle famiglie. Possono incontrarsi virtualmente su questa pagina Facebook e confrontarsi su proprio quelle tematiche, quelle difficoltà e quelle fragilità che abbiamo detto quest'oggi, no? Sì. E l'altro grande dispositivo che abbiamo messo in atto sono state le UFDA, attraverso un finanziamento regionale, proprio per intercettare nel post-pandemico, che poi è l'onda lunga anche che continua, per intercettare quella che noi chiamiamo area grigia, no? Sono quei giovani dai 12 ai 20, 21 anni, anche 22, in cui le problematiche non sono problematiche proprio dello sviluppo che si risolvono da sole, non sono ancora psicopatologia che merita attenzione sanitaria molto forte, ma che possono diventarlo, e che quindi attraverso un dispositivo che abbiamo chiamato appunto UFDA, mirato appunto a intervenire in maniera intempestiva, abbiamo messo su un CUP A, che sarebbe un CUP adolescenti, dove facevamo un triage veloce, avvisavamo i ragazzi immediatamente, e dove il mandato era in 7-8 volte riuscire a fare in modo di superare le situazioni che erano, come dire, motivo di pesantezza e anche di depressione, di ansia, eccetera, cercando anche qui di coinvolgere le famiglie. E lei mi diceva proprio prima di iniziare la trasmissione fuori onda che ha avuto un grandissimo successo, perché insomma avete davvero avuto tantissimi accessi. Sì, se mi permette, abbiamo intercettato una marea di ragazzi, veramente tantissimi ragazzi. E questo è sicuramente un dato buono. Sì, e abbiamo fatto oltre 2098 prestazioni con questi ragazzi, che sono interventi appunto psicologici, educativi, perché a volte le problematiche erano educative, molto spesso psicologo e educatore insieme, a volte intercettavamo anche situazioni di maggiore pesantezza che allora riuscivamo a dirottare. Ovviamente il nostro augurio e auspicio è che possiamo continuare, che quindi il finanziamento continui, perché è un servizio che ha dato tantissimo alla comunità. Certo. Abbiamo parlato di quanto sia fondamentale il coinvolgimento familiare, no? Dei genitori, della rete familiare. Quale deve essere però il ruolo della scuola? Soprattutto in questi ultimi, insomma, in queste ultime settimane, anche legate ai casi di cronaca, abbiamo sentito molto parlare di educazione all'affettività ancor prima che alla sessualità, rimandando un po' questo compito
alla scuola. Chi se ne deve occupare e che cosa intendiamo per educazione all'affettività e quanto importante è? Allora, mi tocca su un tema molto importante perché vorrei anche dire che non sono d'accordo quando ogni volta che c'è un problema di qualsiasi natura emergenziale, di natura psicosociale, eccetera, alla fine si riduce sempre a dire ma bisogna partire dalla scuola. Capito? Ma la scuola è fatta di persone, è fatta di insegnanti, di dirigenti, e quindi in qualche modo non si può chiedere alla scuola di sopperire a tutte le mancanze, a tutte le difficoltà che anche altri enti, delle istituzioni, i comuni, l'associazionismo, il privato sociale in qualche modo avrebbero, tra virgolette, il dovere e il diritto di entrare a far parte, diciamo, per affrontare le problematiche. Detto questo, l'educazione all'affettività, se noi ci mettiamo qua in 20, io credo che vengano fuori 20 idee diverse. Ed è per questo che è particolarmente importante dare a questo elemento che è fondamentale e che dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, significa educare in una maniera, come dire, all'affettività in senso appunto al rispetto, all'educazione, all'amore, ai sentimenti in un qualche modo rispettosi dell'altro, alla non violenza, a tutto ciò che in un qualche modo attraverso delle modalità che però siano efficaci. Noi sappiamo oggi quali sono le modalità efficaci. Non sono certo solo quelle di portare il volantino, quello di, tra virgolette, dire la prescrizione, devi comportarti così, devi fare. Questi sono aspetti in un qualche modo che fanno una piccola parte. Ciò che in un qualche modo determina veri cambiamenti e la possibilità di andare verso una reale educazione all'affettività, che ripeto vuol dire rispetto dell'altro, sono i coinvolgimenti emotivi, relazionali e affettivi, così come che li abbiamo visti in quei video. Cioè bisogna che questo tipo di esperienze vengano condotte nei luoghi importanti di incontro. La scuola è uno di questi, ma ci sono anche altri luoghi, ci sono i centri giovanili, ci sono in qualche modo situazioni che si possono andare a creare ad hoc per fare questo, ma bisogna che diventi, mi permetta di dire quasi, se vogliamo scomodare la scuola, deve diventare un elemento curriculare. Cioè, com'è che e deve esserci assolutamente, imprescindibilmente il coinvolgimento della famiglia, perché se no altrimenti rischiamo che la mano destra non sappia quello che fa la sinistra e viceversa, e che quindi in qualche modo diamo dei messaggi che poi vengono vanificati o vengono, tra virgolette, rappresentati in maniera screditante nel momento in cui il ragazzo o la ragazza entrano in un contesto che predica molto altro. E quindi da questo punto di vista è chiaro che il lavoro deve essere sinergico, ma le famiglie devono essere aiutate in questo e ci possono essere molti strumenti per aiutarle. Pensavo per esempio che se l'educazione all'affettività diventa un elemento curriculare, ci sono anche strumenti che la scuola, il ministero, le agenzie possono studiare. E tu puoi avere dei crediti se hai fatto tutto questo percorso, ma i crediti li hai se anche ha partecipato il genitore. E allora il genitore a sua volta, come dire, lo faccio per il ragazzo all'inizio, poi si rende conto che lo fa anche per lui. Ma il genitore ti può dire, no, ma io non posso perché devo lavorare. Bene, allora così come se la comunità vuole investire, se le agenzie, il ministero, il governo, chiunque voglia investire veramente su sta cosa qua, così come che ti do i permessi per la maternità, ti do i permessi, ti do il permesso, tra virgolette, per frequentare assieme ai tuoi figli un percorso di educazione all'affettività. Perché anche il genitore può beneficiare di poter beneficiare di un'educazione all'affettività maggiore. Assolutamente no? Sì. E poi nel momento in cui hai fatto tutto il percorso, la scuola, chi lo ha fatto, ti dà il certificato e lo porta al datore di lavoro che in un qualche modo testimonia che tu lo hai fatto. Ma se non c'è questo noi rischiamo delle cose che diventano paradossali. Nel migliore dei casi aiutiamo un pochino. Nel caso medio, come dire, è inefficace, in un'altra fetta è pernicioso, perché appunto rischiamo di creare una serie di situazioni e di motivazioni anche nei ragazzi che poi non hanno rappresentazione della famiglia. Le famiglie devono essere il centro del nostro agire, ma con tutte le agenzie, e devono essere aiutate, non colpevolizzate ovviamente.
Trovo molto azzeccato questa chiave di letture, quindi l'educazione all'affettività non soltanto per i giovani, i ragazzi, ma da fare insieme alle famiglie, no? Sì. Perché deve essere uno scambio, una sinergia e trovo anche corretto insomma, la sua riflessione sul fatto che non deve esserci un organismo demandato a questo, ma deve essere anche in questo caso un fare rete e un collaborare tutti insieme, no? Credo di aver intuito questo su buone questo pratiche, possibilmente in qualche modo validate da un punto di vista scientifico e da un punto di vista di quelli che sono appunto i reali risultati di efficacia di interventi di questa natura. Non serve il buonismo, ecco. Quali altri strumenti, quali altre frecce avremo al nostro arco per aiutare ancora di più i giovani in questo periodo, come abbiamo sentito, spensierato ma anche turbolento dell'adolescenza? Cosa possiamo mettere in campo ancora di più per sostenerli e per non farli sentire soli e oggetto anche di giudizio? Guarda, io credo appunto che il coinvolgimento deve essere un coinvolgimento a 360 gradi. Molti hanno parlato di stato di emergenza, no? Allora, ma se è uno stato di emergenza, io so che noi siamo molto bravi quando ci sono gli stati di emergenza senza scomodare stati di emergenza di altra natura, anche molto dolorosa, anche molto... Però, insomma, ci si riunisce attorno a un tavolo con un decisore politico che abbia un portafoglio, che riunisca tutte le agenzie che a vario titolo intercettano i ragazzi e il disagio e in qualche modo la costruzione di quelli che sono i percorsi della comunità, che vuol dire un rappresentante dei comuni, un rappresentante delle aziende sanitarie, rappresentanti delle parrocchie, rappresentanti del privato sociale, rappresentanti del mondo del volontariato, la scuola, i comuni, appunto tutte queste agenzie e il mondo appunto delle associazioni sportive. Ci si mette insieme e si dice quali sono i problemi che tu vedi, quali sono gli aspetti che in qualche modo sui quali dobbiamo migliorare e far rete. Questi. Allora a quel punto, una volta che si è messo sul piatto tutto, si comincia anche attraverso il decisore politico a mettere in moto tutti i meccanismi e tutti i dispositivi che possono andare in aiuto, ma strutturandoli però, perché è abbastanza, come dire, miope pensare che se faccio questa cosa qua nel comune X funziona, perché non la devo mettere a sistema anche negli altri comuni? Perché un fenomeno, tra virgolette, di violenza a scuola o di bullismo lo rintracciamo qua e pensi che non possa coinvolgere anche i limitrofi solo perché è capitato là? Molto di più quando si tratta di maltrattamento e abuso minorile. Possiamo mettere in moto appunto dei momenti osservativi attraverso appunto luoghi di incontro che chiamiamoli vecchi dopo scuola, molto più qualificati, più professionalizzanti, dove anche ci possono essere delle equipe itineranti, no? Che vanno a osservare famiglie, genitori, bambini, ragazzi che sono lì per fare altro e sui quali identificare il disagio, no? E nel contempo però diamo un aiuto anche alle famiglie rispetto a tempi pomeridiani. Cioè ci sono tante cose che potrebbero essere messe in moto, ma dobbiamo partire anche da aspetti organizzativi e aspetti di rete. Abbiamo, mi permetta, un momento storico importante che è quello che stiamo vivendo, che è il passaggio agli ambiti, no? Il PNNR in un qualche modo dice che tutta la parte sociale è recepita dal governo, dalle regioni, che adesso deve fare la legge, la parte sociale deve essere fatta dai comuni. E quindi ai comuni verranno restituite anche forse aspetti che abbiamo visto attraverso il video, quindi di interventi di questa natura. È chiaro che i comuni devono avere, e già lo hanno perché hanno tanto know-how eccetera, devono avere la capacità di mettersi insieme e di costruire tutta questa, in un qualche modo, tutti questi dispositivi a favore dei giovani che siano coordinati tra loro, in rapporto con le aziende sanitarie ovviamente, ma anche con tutto il resto che si diceva. E da questo punto di vista questo è un ulteriore elemento importante di coordinamento da mettere in atto. E per non parlare delle imprese, una famiglia, quindi un genitore, una madre e un padre sono anche lavoratori. E quindi
il benessere che possono avere in famiglia, che possono avere con i loro figli. Possiamo davvero non pensare che sia un benessere che come dire, si trasferisce anche nel mondo del lavoro e quindi nell'organizzazione del mondo del lavoro? Chiaro, qui si aprirebbe un altro tema, insomma, molto anche questo interessante. Il messaggio comunque per i giovani e per insomma, le famiglie è che non sono sole, che gli strumenti a sostegno ci sono e vanno certamente utilizzati qualora ci fosse una fragilità. Siamo in chiusura e ringrazio il dottor Nicola Micheletto, direttore coordinatore Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori ULSS 2 Marca Trevigiana. Grazie dottore, grazie per le sue riflessioni. E grazie a voi per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.